Nel nostro faccia a faccia, nel nostro face to face, oggi ospitiamo il presidente dell'Enna Calcio, Luigi Stompo. Salve presidente, ben trovato. Ciao Ettore, grazie. Dobbiamo cercare di capire quali sono gli altri lati, non soltanto sportivi, del presidente. Il calcio è una parte importante della sua vita, ma qual è la sua vera passione al di là del calcio? La mia passione, se parliamo solo di passione come hobby, è il calcio, non ne ho altre sinceramente. Poi chiaramente c'è il lavoro che mi assorbe tanto, perché per fortuna ovviamente, però devo essere sincero che anche adesso anche l'Enna Calcio è diventato un lavoro importante, perché impegnativo perché se lo devi fare in un determinato modo occorre impegno, occorre presenza e occorre anche visione, quindi devi impegnarti in quello che fai, altrimenti rischi di non fare bene. Tra l'altro è fondamentale poi avere dei collaboratori che stanno sempre sul pezzo e che possono documentare appunto il lavoro che viene svolto giornalmente in una società, in questo caso di eccellenza, ma con prospettive. Assolutamente, tu mi dai l'occasione di ringraziare tutti i miei collaboratori perché fanno un lavoro incredibile. Parto intanto da Salvatore Lomonaco, signor Barresi, Mariano Manfrè, Andrea Scriminacci che mi ha accompagnato adesso, il dottore Montesano che è una parte importantissima della società, cioè, una figura importante. Per cui tutti facciamo un lavoro e lo facciamo assolutamente con passione, cioè è questo che ci contraddistingue. Se tu togli la passione nel calcio non ne vale la fetta di entusiasmo. Non ne vale la pena fare nulla. Quindi. È vero, è vero. Perché il mondo del calcio è così ingarbugliato? Troppi compromessi, troppe valutazioni inaspettate? Ma guarda, io devo dire la verità, quando ci troviamo a parlare con Fabio del mondo del calcio, ci chiediamo come mai noi siamo entrati a far parte del mondo del calcio. Lo dico sinceramente, perché vedo un'approssimazione, vedo, come dici tu, tante cose ingarbugliate, non lineari. Quando tu provi a fare le cose lineari nel mondo del calcio ti prendono per scemo. Un pesce fuor d'acqua. Ma visto che cioè, partono da questo presupposto, capito? Invece secondo me la differenza sta proprio lì. Cioè, noi a Enna penso che abbiamo portato questo tipo di mentalità, di fare le cose per bene, di organizzarci come impresa reale, perché il calcio oggi è un'impresa a 360 gradi. Assolutamente sì, solo così puoi reggere il colpo, perché noi consideriamo che siamo Enna, per fare il caso dell'anno scorso, è un quartiere scarso di Siracusa. Attenzione, noi siamo 25.000 abitanti, Siracusa ne fa 120.000 con tutto l'indotto che ha. Certo. Chiaramente ritengo che giocare la stessa partita a Siracusa noi abbiamo fatto un miracolo sportivo. È una tripla soddisfazione. Ma assolutamente. Peccato che poi non è finita in gloria, però diciamo che quella è un'altra storia. Questa è un'altra storia sportiva. È un'altra storia. A proposito di storie, sottolineiamo che l'Enna so che vive una bella realtà giovanile. Cosa serve oggi alle scuole calcio, non dico per emergere, ma per avere anche delle belle soddisfazioni? Allora, innanzitutto occorre la materia prima, cioè i ragazzi. Bisogna che le famiglie, io mi rivolgo alle famiglie, che li spingano a giocare i ragazzi, perché li vedo, io mi ricordo quando eravamo noi giovani, avevamo proprio solo quello. Cioè, il problema, adesso è tutto cambiato. I ragazzi proprio li devi pregare per andare a giocare a pallone. Per cui noi abbiamo un settore giovanile importante, perché abbiamo tutti i settori, dai piccoli amici fino all'Under 19, abbiamo tutte le categorie, abbiamo più di 220 iscritti, dei tecnici preparatissimi. Chiaramente ci vuole tempo, perché per tanti anni a Enna c'è stato poco. O quasi niente, per cui rifondare tutto non è stato facile. Avete risvegliato un nuovo entusiasmo. Abbiamo risvegliato, sì, esattamente. Quello che io vedere tutti i ragazzini che vengono allo stadio, che fanno la fila per entrare con i calciatori in campo, cioè questa è la cosa che mi spinge ad andare avanti, più che la vittoria o qualunque altra cosa. Ma è sufficiente secondo lei avere passione nella vita per poi trasferirla verso la passione sportiva, questa voglia di farcela e di lottare quasi quotidianamente? Ma sì, quello fa parte del carattere di ognuno di noi. Cioè, io
per quello che mi riguarda, sia nella vita che nel lavoro, cioè, faccio tutto con passione, con la voglia di migliorarmi. Ogni giorno mi alzo la mattina per andare al lavoro cercando di imparare qualcosa, non di insegnare, di imparare qualcosa. Allora questa visione secondo me ti porta sempre a migliorarti, giorno dopo giorno, perché il giorno che pensi di essere arrivato, allora è il momento che devi smettere. È vero, è vero. Poc'anzi abbiamo parlato dei settori giovanili, mi viene in mente però forse un grande problema che c'è nei settori giovanili, che sono gli allenatori genitori che creano spesso e volentieri molti malintesi, molti malumori. Ecco, voi come avete organizzato sotto questo punto di vista il vostro rapporto società-genitori? No, guarda, questo è il problema. No, non è uno dei problemi, quello è il problema, perché chiaramente ogni genitore vuole il massimo per il proprio figlio, però io non mi ricordo la buonanima di mio papà che è venuto a vedersi mai una partita mia o un allenamento mio, mai. Forse alla fine, proprio quando giocavamo giusto per scherzare. Questo era il tipo di rapporto che secondo me, non dico che non bisogna andare a vedere i propri figli, però bisogna far fare il lavoro a chi è adibito a fare Diciamo quel che lavoro. bisogna essere un po' più equilibrati? Assolutamente, assolutamente. Noi abbiamo visto anche nella nostra crescita che abbiamo avuto negli anni per la prima squadra, abbiamo avuto questi problemi, come mai mio figlio non gioca, perché mio figlio non rientra più nei piani. Chiaramente più tu vai avanti, più è una selezione naturale, c'è poco da fare. È come la Juve quanti ce ne sono, è Torino, quanti ce ne di Torino che giocano nella Juve? Pochi. Chiaramente, così sarà Enna, è tutto cosa. rapportato. Assolutamente. Il ruolo dell'amicizia nella sua vita e anche nel rapporto nei confronti anche del gruppo squadra dell'Enna. No, guarda, per me è fondamentale. Io baso tutto sul rapporto umano, cioè io faccio qualunque cosa se sto bene con le persone con cui devo lavorare o devo fare qualcosa. Quindi lo vedono anche i miei ragazzi, con i ragazzi più che presidente sono un amico, perché a parte la giovane età, ritengo, cioè, a parte la giovane età, però è il mio modo, cioè io cerco di rapportarmi con i ragazzi, con le persone con cui lavoro in un modo solare e sincero. Poi chiaramente ci sono rapporti che vanno bene, altri certo, che vanno meno bene, però l'approccio è quello. Questo nel caso del gruppo squadra, nel caso suo personale nei confronti dei suoi amici che magari di calcio non sono attratti? No, ma io proprio ieri ne parlavo con mia moglie, guarda caso, cioè io ho una delle mie caratteristiche è quella che sto bene ovunque, cioè perché al di là del calcio, in qualunque tavola, diciamo così, imbandita, io sto bene con chiunque, sia chi si occupa di calcio, chi per lavoro, chi perché è il mio modo di essere, cioè essere tranquillo, solare e amico di tutti. Ha un atteggiamento normale quotidianamente? Assolutamente sì. Per chiudere, tutti abbiamo una valigia dei sogni. Se lei la dovesse aprire, quali sono le due cose che piacerebbe tirare fuori? Ma guarda, per quanto riguarda la vita quotidiana, io spero intanto che il lavoro vada bene, la salute per i miei cari e per le persone a cui voglio bene, questa è la cosa principale, poi tutto il resto... Scontata, ma ci sta bene. Ma assolutamente, cioè, tutto il resto poi gira, non è un problema. Dal punto di vista sportivo, guarda, il sogno di tutti i tifosi ennesi è rivedere l'Enna tra i professionisti, quello è un sogno, a oggi è un sogno, però ci lavoriamo. I sogni spesso e volentieri diventano realtà, almeno questo era il detto sino a un paio di anni fa, ma lo è ancora tuttora. Presidente, è stato un piacere averla ospite qui nel nostro Faccia a Faccia, spero che si sia raccontato nella massima spontaneità. Io ti ringrazio dell'invito, grazie per la bella sorpresa del face to face che non lo sapevo, è stato un piacere, grazie ancora per l'invito. Grazie per la sua presenza, noi ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo Face to Face.